se il sondaggio non sono nella parte che lo commissiona, quando me lo danno così non lo prendo per buono. Io penso che le elezioni si vincono sempre per un voto, poi dopo si discute. Intanto si vincono per un voto, poi si discute, si fa una discussione, si potevano vincere meglio, no? Però c'è sempre una differenza, come diceva un segretario di buonsenso della sinistra, tra vincere e perdere c'è sempre una differenza. Siccome si vince per un voto, io mi accontento di questo, poi vediamo come obiettivo prioritario. Non so se è minimalista la mia posizione, ma se io vincessi contro il centrodestra per un voto, penso che per la città cambierebbe qualcosa. Faccio politica da quando avevo i pantaloni corti e la politica è consenso, evidentemente c'è un consenso che si concentra su un'altra proposta e ci dobbiamo tutti quanti impegnare a sostenere quella proposta. Darei una mano per quello che posso al vincitore del primario. Cercherei di stare a fianco a lui, ovviamente se lui è d'accordo, cercherei di stare a fianco a lui per aiutarlo a vincere la battaglia con il centrodestra. Anzi, penso che lui, se fosse lui, avrebbe bisogno di tanto aiuto.